Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti. Dopo ve li presento. Criticità del nostro territorio. Il nostro paese è estremamente vulnerabile, esiste un rischio di carattere idrogeologico, di carattere sismico e purtroppo non siamo effettivamente pronti, o tutti non sono pronti ad affrontarlo nel modo opportuno. Parliamo di strutture abitative, parliamo di edifici pubblici, parliamo anche però di opere infrastrutturali di una certa importanza, dalle viadotti, ponti, le strade, insomma tutto quello che ci circonda. Quando accadono determinati eventi ci terrorizziamo perché sappiamo che ci colgono quasi sempre impreparati, o perlomeno se anche siamo psicologicamente preparati, come è avvenuto con l'ultimo evento sismico che non ha visto vittime per fortuna, una scossa fortissima nel centro Italia, però gli edifici crollano ineluttabilmente. Prevenzione, è possibile farla a tutti i livelli, parliamo dalle strutture, quindi le opere di progettazione future, come sono realizzate, c'è una tecnologia adeguata tanto per il rischio sismico quanto idrogeologico, ma non soltanto. Le organizzazioni dalla protezione civile, ai comuni, alle pubbliche amministrazioni, allo Stato, agli stanziamenti economici che servono, quindi le risorse ci sono dove possono essere ricavate. E l'Europa che cosa ne dice al riguardo? Attenzione, perché purtroppo lì c'è un altro aspetto da affrontare, sì, anche l'aspetto economico conta. Cioè, riguardo alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, sono anni e anni che andiamo avanti, che conosciamo quali sono le problematiche, perché a seguito dell'alluvione del 66 è stata istituita fin da allora una commissione, che era la Commissione De Marchi, che ha individuato, oserei dire esattamente, perché non è che sia cambiato tante le cose nel tempo, quali avrebbero dovuto essere gli interventi proprio per la prevenzione quantomeno del rischio idraulico. Sono passati 50 anni e in questi 50 anni, come diceva bene prima il sindaco di Casal Serugo, non è stato fatto praticamente niente. Devo dire che a seguito invece dell'alluvione del 2010 le cose si sono cominciate a fare, quindi bisogna dar atto anche all'amministrazione regionale che effettivamente ha impegnato delle risorse e ha cominciato a realizzare questi bacini di laminazione che servono soprattutto, diciamo, per i paesi a valle, perché dopo c'è anche un altro problema, nel senso di dire sì, vabbè, purché non si faccia nel mio comune o nel mio giardino, come si suol dire. No? Tra l'altro c'è anche il problema dello spazio, perché noi per queste vasche laminazioni non possiamo farle tanto grandi. Non mi si dica che non ci sono delle zone che sono state già individuate laddove queste cose si possono fare. Allora, giustamente dopo faceva presente il vice sindaco di Cittadella, sono delle cose che comunque non pagano elettoralmente, perché il cittadino preferisce vedere il marciapiede fuori di casa aggiustato piuttosto che un'opera magari fatta altrove e laddove invece l'amministrazione magari ha anche contribuito a investire. Stesso discorso più o meno per quanto riguarda le scuole, eccetera. Certe volte sono stati fatti degli interventi, sono stati impegnati dei soldi per far bella la scuola, oppure siccome andava tanto di moda per migliorare la prestazione dal punto di vista energetico, però a tutt'oggi si è trascurato molto quello che invece è il problema dell'ossatura della scuola, cioè che questa sia in grado anche di resistere a un eventuale sisma. Presidente, posso darle un dato? Il dato della protezione civile: dal 1968 al 2014 per costi di terremoto, successivi a terremoto, sono stati spesi 121,6 miliardi. Benissimo, allora io posso dirle che il nostro Consiglio nazionale, o meglio il nostro centro studi del Consiglio nazionale, ha fatto una stima di quelli che potrebbero essere i soldi necessari per mettere o migliorare e mettere in sicurezza il patrimonio edilizio italiano, e con questa cifra che conosco benissimo anch'io ce l'avremmo fatta, tra virgolette, e invece siamo ancora, oserei dire, quasi all'anno zero. Sa che sono stati ma non perché manca la normativa e perché la categoria non sia in grado butto benzina sul fuoco, Presidente. Sa che sono stati stanziati solamente 965 milioni di euro, l'1% dal governo adesso, quindi non cifre
Sì, no, io siccome sono ottimista per natura, spero molto che finalmente vada in porto questo benedetto Casa Italia, laddove il nostro Presidente del Consiglio ha detto che quantomeno dovrebbe metterci 4 miliardi e mezzo per la messa in sicurezza delle scuole e destinati invece alla ricostruzione e alla messa in sicurezza quantomeno degli edifici delle zone a più alto rischio, ecco, diciamo così. Le competenze professionali ci sono, indubbie, e la preparazione dei tecnici credo sia a un livello alquanto elevato. Cos'è che capita e che succede? Che quando si fanno gli strumenti di pianificazione, tipo i piani regolatori o i PAT, allora magari il geologo dice guarda che in quella zona là non si può costruire perché è soggetta a probabile esondazione. Dopo arriva il cittadino di turno che va a parlare col sindaco, e qua è la domanda, la considerazione provocatoria, e allora in qualche maniera il sindaco dice al tecnico ma sì è vero, però insomma con qualche provvedimento, con qualche accorgimento possiamo far sì che quel poveretto si faccia la casa. Succede così e dopo alla fine invece la casa è stata costruita in una zona dove non si sarebbe dovuto io non intendevo costruire. dire che non c'è... Ci sono si parlava prima del discorso casa, no? Di interventi casa dello Stato, ci sono dei progetti che possono in questo senso essere volti in fieri, di cui noi siamo a conoscenza, di cui voi siete fatti anche portavoce, eccetera, c'è qualcosa a livello nazionale? Senza dover dire esiste una legge, perché poi quando c'è la legge ricadiamo nella burocrazia estrema. Le leggi e le normative esistono, cioè, fin troppe, esistono da ormai 30-40 anni, per cui da questo punto di vista non c'è la necessità, a mio modo di vedere, insomma, di metter mano. È difficile riuscire a individuare dei progetti tipo o degli interventi standard, perché ogni edificio ha la sua peculiarità, per cui effettivamente serve... Ma ci sono dei protocolli comunque, unici? Cioè, ad esempio in Giappone costruiscono secondo dei protocolli standard a livello antisismico e non solo sismico, perché poi hanno anche altri problemi. Anche noi abbiamo diverse tipologie edilizie che sono in grado perfettamente di resistere anche ai terremoti, insomma, cioè, non è che manchi questo, io mi riferisco piuttosto all'esistente. Allora sull'esistente dicevo... È difficile individuare degli interventi standard, cioè quello di dire mettiamoci 4 tiranti e in qualche maniera abbiamo fatto un miglioramento. Non è sempre detto. Qua è necessaria invece la figura dell'ingegnere strutturista che dovrebbe fare una valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio. Ecco, questo che non è che comporti poi ste grandi spese, faccio per dire, insomma, ecco perché con qualche migliaio di euro, insomma, sempre relativamente alle dimensioni dell'immobile, ma la cosa si potrebbe fare e potrebbe essere dedotta anche a fini fiscali, perché potrebbe rientrare dentro in quel concetto che dicevamo prima del bonus o sconto fiscale, insomma, ecco perché è una prestazione volta a migliorare o comunque mettere in sicurezza un determinato immobile. Ecco, io ho tirato fuori l'aspetto economico perché alla fine tanto i privati quando devono fare degli investimenti devono mettere mano nel portafoglio. Voi aziende dovete investire anche in competenze, voi fate ricerca eccetera, i comuni dovrebbero tirare fuori i soldi, alla fine lo Stato anche e l'Europa ci dice di no, comunque attenzione. Volevo fare la mia solita nota polemica in merito a questo ruolo oggi. No. Nel senso che è vero che i comuni hanno difficoltà dal punto di vista economico, però è pur vero che potrebbero anche prepararsi, nel senso di riuscire a fare un parco progetti in modo tale che quando esce il bando praticamente sono pronti e presentano il progetto. Voi avete fatto un bando proprio adesso per i professionisti? Oltretutto sì, va bene, possiamo parlarne dopo, ma dopodiché volevo dire sia riguardo alle scuole e anche riguardo agli edifici produttivi. Allora, riguardo alle scuole, c'era una legge, una normativa del 2003 che prevedeva che venisse fatto a seguito dell'evento calamitoso di San Giuliano di Puglia, governo ancora Berlusconi, mi ricordo,
aveva fatto un provvedimento in tal senso per dire che bisognava fare la valutazione della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, ivi comprese chiaramente le scuole, gli ospedali, le case di cura, le caserme e quant'altro. A tutt'oggi, rispetto a tutto il patrimonio italiano, il nord è un pochettino più avanti, ma comunque manca un buon 30% che al nord. Non ne parliamo al sud, che ne manca un 60%. E allora non mi si dica che sono passati la bellezza di 13 anni, che in questi 13 anni non si è potuto fare la valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio scolastico, che dopo comporta l'indirizzo da dare al progettista per predisporre quantomeno un progetto di massima, un progetto di fattibilità, eccetera, eccetera. Insomma, ecco perché ci sono anche di queste lacune, purtroppo. Presidente, siamo in chiusura. Volevo solo dire che a tal proposito la Federazione degli Ingegneri del Veneto negli anni 2014-2015 ha fatto tutta una serie di eventi itineranti con una manifestazione che si titolava Io non tremo, questo chiaramente a proposito del sisma, insomma, dove veniva fatta una mostra, esposti dei pannelli illustrativi, come diceva lei, cioè degli comportamenti che le persone dovrebbero tenere in caso di evento sismico. Sono state invitate le scuole, questo è stato fatto su tutte e 7 praticamente le province del Veneto, ha avuto anche un buon riscontro, perché è proprio dalle nuove generazioni che secondo me che noi dobbiamo ripartire.